Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui in questo nuovo video. Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari. Allora, io credo che quando si sia letto di Dalbert, tutti abbiamo avuto più o meno la stessa reazione. Ovvero, la prima domanda, cioè la prima cosa che ci è venuta in mente secondo me è stata la domanda perché? Perché Dalbert? E la seconda, credo che molti di noi abbiano avuto la sensazione che il Cagliari stia diventando la discarica dell'Inter. Perché togliamo da conto l'argomento Nainggolan, che è un caso a parte perché il Cagliari e Nainggolan hanno avuto dei precedenti prima che Nainggolan arrivasse all'Inter. Quindi secondo me è da tenere assolutamente da tutt'altra parte l'argomento Nainggolan. Ma se si va a vedere negli anni la diciamola in maniera edulcorata, gli escrementi più o meno che il Cagliari si è preso dall'Inter, c'è da mettersi le mani nei capelli. Perché dico quelli che mi vengono in mente così, Crisetig, Benedetti, Mianghè, Longo, ehm, poi chi altro c'è? Andreolli, Andreolli, poi Dalbert. Questi sono quelli che mi vengono in mente e ce ne stanno altri, credo, però ce ne dovrebbero stare altri. Il problema non è nemmeno tanto che si facciano tantissimi affari con l'Inter, non è nemmeno quello. Il problema è che quando tu fai affari con l'Inter, ma questi affari non vanno a tuo favore, non vanno a tuo vantaggio. Perché tra tutti quelli che io ho nominato, non ce n'è stato uno che abbia reso minimamente. Sostanzialmente cosa sta succedendo? Che il Cagliari sta diventando quello che per noi è l'Olbia, una discarica. Sostanzialmente una discarica con cui poter fare quello che ci pare, mandare chi ci pare e farcelo rimanere lì quanto ci pare. Noi stiamo diventando l'Olbia dell'Inter, con la sola differenza che stiamo parlando del Cagliari, una squadra che milita in Serie A. Poi, lungi da me dare subito per Dalbert un giocatore morto. A me non piace Dalbert e il fatto che arrivi lui a sinistra presuppone che molto probabilmente, secondo me, sarà Tripaldelli ad andare via. Perché è giovane e non ha trovato spazio e noi, nonostante dobbiamo ringiovanire la rosa e sfoltirla, andiamo a prendere un giocatore che ha 27 anni. È chiaro, a 27 anni tu non sei vecchio, però si dimostra un'altra manovra che va in controtendenza con quelle che sono, con quello che è stato tra virgolette, il diktat, non saprei nemmeno come dirlo, eh, le tavole di Mosè dettate da Capozucca. Si era detto di ringiovanire e sfoltire la rosa, ma D'Albert è più vecchio di Tripaldelli e economicamente più oneroso. Ti costerebbe di meno costruirtelo. Quindi costruirti un Tripaldelli, migliorarlo, perché io non metto in dubbio che magari Tripaldelli al momento attuale non è un giocatore che possa giocare in Serie A. Però far fare tutte queste cose con l'Inter, fare tutte queste trattative, prendere giocatori costantemente dall'Inter con un diritto addirittura, meno male che è un diritto e non un obbligo, un diritto di riscatto fissato a 7 milioni, a me personalmente sa di barzelletta. Io adesso non so voi cosa ne pensate, ma 7 milioni per Dalbert quando si poteva puntare su un Tripaldelli a me personalmente sa di assurdo. A meno che, a meno che
non è l'Ico quello a partire, perché l'Ico ha un contratto in scadenza sul finire della prossima stagione, quindi sul finire del 2021-2022 l'Ico andrà in scadenza a meno che non rinnovi prima, e in quel caso l'acquisto di Dalbert potrebbe rivelarsi anche azzeccato, visto che comunque sulla fascia sinistra noi abbiamo parecchi problemi già da anni, ma come sulla fascia destra, anche se adesso Zappa più o meno ci ha messo una toppa. Io veramente non so cosa pensare. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, perché sono veramente curioso di sapere la vostra. Tra l'altro, tranquilli, che arriverà anche un video sul caso Nandez Inter. Vi dirò la mia. Detto questo, io vi mando un bacione, vi saluto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, raga.